Il progressivo incremento della mole di dati che abbiamo accumulato e accumuliamo ogni giorno in termini di nuova conoscenza delle caratteristiche biologiche delle patologie tumorali si riflette quotidianamente nella nostra pratica clinica. Una migliore caratterizzazione biologica del cancro equivale ormai a migliore scelta di trattamento, miglior selezione dei pazienti che meglio possono rispondere ai trattamenti e nello stesso tempo ottimizzazione delle risorse e quindi contenimento dei costi. In alcuni casi, in alcuni sottogruppi di malattie siamo oramai in grado di profilare con una buona approssimazione la probabilità di risposta che la malattia avrà ai trattamenti che porremo in essere, e questo grazie alla selezione dei pazienti sulla scorta delle loro caratteristiche biologiche. Ecco perché le indagini di tipo biomolecolare hanno assunto e assumeranno sempre di più nel prossimo futuro un ruolo di primaria importanza nella gestione clinica dei pazienti oncologici.